Centrodestra contro centrosinistra, lo schema nel capoluogo berico è quello classico. Da un lato l'uscente Francesco Rucco, supportato da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, la lista Rucco sindaco. Dall'altro Giacomo Possamai, capogruppo del PD in Consiglio regionale, sostenuto da 6 liste: Partito Democratico, Europa Verde, Sinistra Italiana, Coalizione Civica, Possamai sindaco, Azione Italia Viva, da adesso in poi Vinova, lista Tosetto. Ripartiamo da Vicenza. Per il ballottaggio nessun apparentamento ufficiale per Possamai, mentre Rucco lo ha raggiunto con Claudio Cicero, sostenuto dalla lista Cicero impegno a 360 gradi. Mobilità, PNRR, affitti, i nodi della campagna elettorale contrassegnata dall'arrivo in città dei big di entrambi gli schieramenti. La partita dell'arresto, trattandosi di un capoluogo da oltre 110.000 abitanti, influisce sugli equilibri nazionali. La sfida è aperta con il giovane Dem che aveva superato il primo cittadino uscente di 2 punti percentuali, 46 a 44. Ultimo duello interno di fatto al Carroccio a Vedelago nella Marca tra Giuseppe Romano, candidato ufficiale del Centrodestra Unito, e Marco Perin, ex vice sindaco della passata giunta trazione leghista, alla guida di 3 civiche. Uno strappo che ha portato a veleni ed espulsioni. Copione abbastanza simile a Sona nel Veronese, dove a contendersi la fascia tricolore saranno Corrado Busatta, candidato di Fratelli d'Italia, e Gianfranco Dalla Valentina, appoggiato da Lega e Forza Italia. Ad Adria, seconda città del Polesine, il match è tra il primo cittadino uscente Omar Barbierato e il 3 volte sindaco Massimo Barbuiani. A distaccarli al primo turno 7 punti percentuali a favore del secondo, ma le variabili, soprattutto partitiche, sono tantissime. Si vota domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. La scelta è secca tra i due candidati. Chiuse le urne, si sale sul ring di Ferdinando Avarino. L'appuntamento in diretta su Antenna 3 a partire dalle 14.30 con collegamenti dal territorio e analisi post voto per un ballottaggio ancora una volta tutto da raccontare.